Eccoci qua, ben arrivati qui con noi, siamo in diretta e come vedrete dal titolo, come vi avevo preannunciato, parliamo finalmente di qualcosa di piacevole, un'occasione non solo per dare così una spinta alle attività commerciali, produttive di un territorio, ma anche per parlare in senso positivo di eventi che servono moltissimo a dare vitalità, comunque una mossa all'economia. Un evento molto datato nel tempo, che si rinnova e cresce sempre più, è l'antica fiera del Socco di Grisignano di Zocco in provincia di Padova. Vale la pena di Vicenza, giustamente mi corregge il nostro ospite che adesso vi presento subito. Vale la pena di soffermarsi su questo evento sia per l'evoluzione che ha avuto nel tempo, poi naturalmente vi racconteremo un po' così le origini per fare un po' di cultura e di informazione, ma anche per capire quanto manifestazioni territoriali legate a un certo tipo di anche attività possano avere dei risvolti di rilancio di un settori economici e possano far da volano anche all'economia, cosa di cui abbiamo moltissimo bisogno, cosa di cui le realtà dei comuni, del nostro territorio hanno veramente grande necessità. Per parlare di questo, attenzione, c'è ancora tempo, poi sarà un evento che naturalmente verrà fatto conoscere a tutta la cittadinanza, a tante persone che afferiscono da diversi ambiti della nostra regione e non solo. Comunque si svolgerà dal 7 al 13 settembre. Abbiamo qui con noi in studio il sindaco di Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza, giustamente, Renzo Lotto, ben arrivato qui con noi. Grazie. Mi sento così vicino, tante volte viene. E Marco Casarotto, che invece è l'organizzatore della manifestazione. Buongiorno. Uno degli organizzatori. Ecco, e tra l'altro è una manifestazione, ma adesso vedremo appunto di raccontarla, è una storia antichissima, ma che richiede anche tutto un parterre di figure preparate, specializzate per poterla organizzare, non è una cosa di poco conto. Credo che sia una tra le più grosse che si svolge nel nostro territorio per quel settore, no? Sì, se non erro. Sì, assolutamente. Ecco, quindi ne stiamo parlando, magari chi ci ascolta da Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna, cerca di capire la portata della cosa. Allora, signor Sindaco, innanzitutto andiamo a individuare, a collocare anche nel contesto economico del territorio alla luce della situazione attuale. Tra l'altro lei la tocca con mano perché oltre a essere sindaco e quindi avere questo bell'onore e onere, è anche commercialista, per cui tocca veramente con mano le realtà economico-produttive di quest'area. Sì, decisamente. Noi naturalmente intanto diamo grazie per l'ospitalità che naturalmente questa TV ci dà, che ha modo di promuovere il nostro territorio, ma certamente la nostra realtà locale è una realtà di un paese in provincia di Vicenza, ai confini con la provincia di Padova, perché noi confiniamo veramente con Padova, ma in realtà è un paese dove, voglio dire, le realtà economiche sono pressoché legate sì al mondo dell'industria in parte, ma ancora, voglio dire, molto anche all'artigianato, al commercio locale. E la Fiera del Socco rappresenta proprio per eccellenza un momento importante per tutta la nostra comunità, perché il ruolo che essa ha non è soltanto quello economico di sviluppo delle attività commerciali, artigianali e produttive che abbiamo, ma anche quello proprio di essere vetrina anche per tante altre realtà, perché la nostra fiera, molti sapranno, l'avranno visitata, hanno capito la mole, la portata di persone che arrivano. Noi contiamo, insomma, da quello che ci dicono anche le forze dell'ordine, di avere un'affluenza che nei 7 giorni di fiera qui stiamo vedendo un po' di immagini relative alla scorsa edizione. 700-800 mila visitatori, anche più, insomma, nei 7 giorni, per cui comprendiamo la portata e quale macchina organizzativa sta dietro a tutto questo, naturalmente, perché effettivamente, voglio dire, è una macchina organizzativa che lavora da un anno all'altro, quindi ecco qui l'immagine che vedete, l'inaugurazione è fatta proprio esattamente l'anno scorso. E in realtà, voglio dire, questa macchina organizzativa, lavorando da un anno all'altro, ha anche la possibilità di mettere in piedi molte iniziative. Quindi, dicevo, è un volano per l'economia. Beh, altro che, è un volano per l'economia locale e non solo. Noi vogliamo proprio essere integrati, cioè, oggi va di moda la parola globalizzazione. In realtà Grisignano da questo punto di vista rappresenta proprio il punto di incontro anche di tante piccole caratteristiche delle nostre realtà economiche locali che vogliono mettersi in mostra e che vogliono naturalmente espandersi, quindi
Ecco, questa è la realtà a cui crediamo, oltre al grande valore anche sociale che rappresenta la fiera. Perché ecco, vediamo di analizzare i vari aspetti, perché forse chi non se ne intende, eccetera, dicono non è momento di far festa, non è momento certo. Di gozzovigliare. In realtà queste sono le occasioni che possono servire in modo importante per dare un po' di spinta a certi settori. Sì. Cioè, in che senso? Io dico, il grande valore sociale che ha la nostra manifestazione è dato dal fatto che noi mettiamo a disposizione un'area importante per ad esempio tutti gli stand gastronomici che sono organizzati esclusivamente dalle associazioni sportive locali piuttosto che dalle parrocchie, piuttosto che dalle scuole materne. Quindi anche un'occasione per avere delle entrate. Assolutamente sì, oltre a questo ad esempio curiamo l'aspetto importante della comodità per arrivare in fiera, no? Per cui abbiamo da tutti i punti cardinali da dove uno arriva, da nord, da sud, da est, da ovest, chi arriva a Grisignano trova delle ampie aree di parcheggio. Queste ampie aree di parcheggio sono gestite esclusivamente ad esempio dalle scuole materne e dalle unioni sportive. Voi pensate che voglio dire, diamo un servizio enorme per chi arriva, perché è giusto che uno trovi la comodità, ma altrettanto le risorse economiche che possono ricavare queste associazioni, alle quali naturalmente il Comune, e credo che sia compito primario proprio di un'amministrazione, mettere a disposizione dei mezzi, dare delle opportunità perché queste associazioni possano trovare, possano ricavare qualcosa perché sia poi trasmesso per i figli, per chi applica lo sport, per chi va a scuola, per le parrocchie, per tutte le attività che fanno, e sappiamo quanto importante esse sono nella nostra realtà, insomma, quindi anche sono dei momenti di aggregazione, di solidarietà. Sì, assolutamente sì. Ecco, noi da questo punto di vista, voglio dire, è una tradizione che si rimanda di anno in anno, non sappiamo nemmeno contare a quale anniversario è la fiera, tanto è vecchia, voglio dire, no, che abbiamo documenti veramente molto interessanti che datati anni sono. È una delle più antiche fiere del Veneto, se non in assoluto la più antica fiera del Veneto. Ma che nasceva con il discorso relativo alle attività produttive del bestiame in modo particolare? Ma sì, nasce come fiera agricola in particolare, e poi voglio dire naturalmente si è sviluppata, così come si è sviluppato tutto il settore primario, no, che si è evoluto nel tempo, anche da noi, voglio dire, la fiera prettamente agricola che potevamo trovare fino agli anni 70 si è poi via via trasformata in quelle che sono le attività poi produttive, commerciali di per sé, però abbiamo ancora un'area dove diamo importanza all'agricoltura, perché io voglio dire sono favorevole al progresso, però non dobbiamo mai dimenticare le nostre tradizioni, le nostre radici, quindi il fatto di poterla ricordare, di poter in qualche modo creare degli eventi, da questo punto di vista, ecco, Marco Casarotto che è qui con me segue proprio prettamente anche il settore dell'agricoltura, per cui potrà dirvi esattamente quali iniziative sono state fatte e stanno per essere programmate anche per questa nuova edizione, che siamo tutti in ansia, perché quando si mette in moto una macchina organizzativa devi preoccuparti di chi taglia il nastro, insomma di chi fa che cosa da una parte, la sicurezza, la viabilità, tutta una serie di questioni che naturalmente sembra impossibile, ma per far arrivare a 700-800 mila persone che tutto 800.000 persone, che tutto vada per il meglio, insomma, ecco, si può comprendere solo per chi la può vedere. Ecco perché io appello a tutti gli spettatori che possono venire in fiera, che sicuramente troveranno un ambiente adatto per i bambini, sicuramente, perché abbiamo anche un Luna Park dove i bambini possono certamente divertirsi, ma certamente anche per i genitori, per quanti vogliono passare qualche ora in serenità. Insomma, abbiamo un mercato delle merci varie, delle bancarelle infinito, voglio dire, abbiamo più di 400-500 bancarelle che espongono le merci varie, abbiamo una mostra espositiva di quasi 5.000 metri quadrati, voglio dire, no, dove si può trovare veramente di tutto. Ecco, noi siamo famosi perché si dice in Veneto Ghese de tutto come a Fiera del Soco. Ecco, quindi proprio... questo è il motto che contraddistingue la fiera, e da questo punto di vista credo che veramente uno che viene a Grisignano, insomma, trova veramente di tutto. Allora, dal punto di vista organizzativo, la macchina organizzativa si è messa già in moto, lo fate sempre un anno, come finisce la manifestazione partite subito per quella successiva. Da dietro le quinte, andiamo a scoprire cosa c'è dietro le quinte una manifestazione di questo tipo, vediamo un po' insieme, dalla ricerca dei sostenitori economici, gli sponsor, insomma, naturalmente a tutto il resto. Beh sì, chiaro, intanto innanzitutto c'è da ringraziare l'ufficio che si è già messo in moto ormai da febbraio per organizzare questa antica Fiera del Soco. E se posso vorrei ringraziare proprio per nome Donatella, Annalisa, Roberto e Monica, che si stanno mettendo in moto sia per raccogliere le adesioni degli espositori,
a fine giugno scadrà praticamente il termine per raccogliere le dichiarazioni praticamente degli espositori vecchi delle scorse edizioni, dopodiché ci sarà spazio per tutti quelli nuovi che vorranno partecipare alla fiera. E sì, l'organizzazione non è sempre semplice, ci avvaliamo infatti di collaboratori che lo fanno senza assolutamente nessun scopo di lucro. Addirittura. Quindi oltre alle 4 persone in ufficio c'è da ringraziare anche altrettante, se non il doppio di persone che sono Quindi volontari. tutto volontariato sostanzialmente. Per la maggior parte del lavoro è assolutamente tutto volontariato. Perfetto, la interrompo un attimo, andiamo rapidamente in pubblicità, poi ritorniamo ancora insieme. Allora, eccoci qua, intanto noi stiamo chiacchierando con gli ospiti di cosa vuol dire organizzare un evento del genere e soprattutto che cosa va a comportare, vero signor Sindaco? Assolutamente sì, stavo dicendo che per organizzare la Fiera del Soco abbiamo una struttura costituita sotto forma societaria, proprio come una società di capitali dove unico socio è il comune e paradossalmente uno viene spontaneo a chiedersi ma chissà quanti utili farà questa fiera, chissà quanto ricco è questo comune. Chissà quanto è ricco questo comune. In realtà noi non possiamo mica dire di star male, assolutamente, insomma, abbiamo certo la realtà economica che sta soffrendo, abbiamo una difficoltà di disagio sociale importante perché abbiamo perdite di lavoro consistenti, cioè abbiamo molte famiglie in difficoltà. Io vedo il servizio di settore sociale del comune, insomma, è molto impegnato, direi tutti i giorni, proprio per far fronte a esigenze nuove derivanti da perdita di posti di lavoro. Però la fiera, ecco, rappresenta per il comune uno strumento valido per andare incontro, come dicevo prima, a tutte queste realtà che abbiamo, no? Dalle polisportive, le parrocchie, le scuole materne, eccetera. Ma in realtà questa vetrina importante non è che dia voglio dire, un impatto importante dal punto di vista del bilancio del comune. È una realtà che voglio dire, noi riteniamo giusto ed equo che possa andare quantomeno in pareggio di bilancio o comunque formare dei piccoli utili, ma vogliamo che tutte le risorse che la stessa ha possano essere investite, quindi tutto quello che ricava magari lo investi in strutture, nel senso che magari rinnoviamo gli impianti fissi oppure mettiamo per renderla a posto. sempre più appetibile. Assolutamente sì, insomma, ecco, quindi dal punto di vista del bilancio del comune dico è importante che la fiera da questo punto di vista possa fare una bella parte per tutte quelle realtà collegate ad essa. Insomma, ecco, le chiedo una cosa perché stavamo dicendo anche prima, le fiere molte volte di settore sono, anzi purtroppo sono in crisi, poi voi convergete sia nell'area padovana che quella vicentina, dove ci sono degli esempi emblematici al riguardo, e invece questa che è tuttologa praticamente ha un riscontro di crescita, continue conferme. No, paradossalmente rispetto magari agli enti fiera che abbiamo proprio, no, di dimensioni molto più grandi delle nostre, che hanno delle difficoltà organizzative legate a delle disaffezioni che sono essenzialmente dovute alla crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo, perché fiere di settore, naturalmente se il settore risente della crisi è ovvio che tutti fanno un po' marcia indietro e guardando i costi tagliano magari anche le fiere. In realtà la nostra fiera, essendo una fiera, voglio dire, non caratterizzata specificatamente per un tipo di prodotto, in realtà è sempre fonte di interesse perché molte persone naturalmente cercano di tutto e di più, come diciamo in gergo, e quindi questo interesse per la nostra fiera continua a esistere. Se pensi soltanto che già ogni anno quando finisce l'edizione molti degli operatori cercano di chiedere già di accaparrare il posto per l'anno a venire, perché proprio esattamente vogliono quel posto, no? Sembra paradossale, però è così, per cui veramente se io dovessi fare un'analisi limitata alla Fiera del Soco dico ma non mi pare di vedere una grande crisi. Poi essendo anche professionista in materie economiche, vedendo la realtà e facendo anche il sindaco, posso dire che invece la realtà è ben diversa, voglio dire, quindi siamo veramente in mezzo a una crisi molto importante e significativa. Però speriamo che la fiera contribuisca anche a dare un clima di serenità, perché tante volte noi siamo in crisi ma non sappiamo neanche con chi parlare, dove poter rivolgersi, chi ci dà un ascolto. Ecco. La fiera può rappresentare anche un momento di aggregazione per queste persone che magari
fuori dalle mura domestiche possono trovare insomma qualcuno con cui parlare, vedere delle luci, vedere dei colori, vedere delle manifestazioni. Insomma, non è mica detto che uno deve venire in fiera e spendere. Assolutamente. Viene in fiera perché è un momento di svago fuori dalla monotonia quotidiana dell'assillo del problema, eccetera. Insomma, ecco, anche questo credo che psicologicamente dobbiamo mettere anche dei messaggi di fiducia. Quindi chi viene in fiera almeno vede delle opportunità per potersi divertire in maniera degli stimoli, serena. delle idee. Infatti, torniamo un po' all'aspetto organizzativo, no, di questa manifestazione. Sì, allora, vediamo anche di numeri, perché vi la portate, insomma. Allora, noi abbiamo circa 10.000 metri di bancarelle e ci sono delle aree a tema e un'importantissima area è quella del Luna Park, dove ci sono 75 attrazioni. Caspita, cioè grandissima. Sicuramente non è semplice gestirle tutte quante, però ogni anno vediamo che ce la facciamo, ogni anno tutte le attrazioni sono contente di ritornare l'anno dopo. C'è la famosa area oro, dove c'è la zona gastronomica e l'area liscio, dove ci sono 7 sere dove gli operatori fanno da mangiare dalla mattina alla sera fino a notte tarda, vorrei dire, e l'area liscio dove ci sono i complessi che ogni anno si decide in base anche alla portata dei loro nomi che vanno per le sagre praticamente. C'è un'altra area che è dedicata ai giovani che si chiama Be-Live, dove è organizzato praticamente ogni sera una cover band diversa. E non per ultima, ma quasi secondo me la più importante, dove cerchiamo di riprendere un po' tutte le tradizioni, che è l'area So Country. L'area So Country che prende questo nome perché è l'area che vuole rifarsi un po' al country, alla campagna, alle vecchie tradizioni. Che adesso sta prendendo piede in modo anche abbastanza importante. L'abbiamo lanciata l'anno scorso e abbiamo visto che prende piede, è un po' tutto attorno al famoso Luni della Fiera del Socco, e ci ricordiamo che noi a Grisignano di lunedì siamo di festa, le scuole ritardano l'inizio proprio perché c'è questa festa del lunedì della fiera. Quindi l'inaugurazione cosidetta, no? La fase iniziale? No, l'inaugurazione è di sabato, la fiera inizia di venerdì, ma il lunedì è il giorno della fiera. Infatti la fiera ogni anno si propone con il luni dopo l'8, le famose date 7-13, perché il lunedì dopo l'8 è effettivamente quella data lì. E no, questa area è molto importante perché cerchiamo di riprendere le tradizioni che abbiamo scoperto non essere non solo mostra ma anche mercato, cioè la gente si interessa sempre di più a quello che si comprava e si vendeva una volta. Abbiamo visto che questa area la gente cerca il vecchio attrezzo in legno, cerca l'animale che non trova nei mercati normali, cerca, non so, la gallina dei colori vivaci, dove l'artigiano lavora un anno per cercare di creare questo animale, l'uccello che canta in maniera particolare. Ma dai, non ci posso credere. Ci sono degli interessamenti straordinari su questa area. Quindi si sta sviluppando proprio un settore legato a questa ricerca proprio dell'originalità. A quello che si faceva una volta, i mestieri che ormai non si conoscono più, eppure vediamo che hanno un riscontro con il pubblico veramente eccezionale. No, questa è molto... Antica Fiera del Socco, bellissima, ogni anno sono stato con la famiglia, anche quest'anno con l'IMU. Infatti questo è il piccolo aspetto che può essere un po'... Ha ragione il telespettatore, certamente è chiaro che dice, pago l'IMU e vengo anche alla Fiera del Socco. Io appello perché l'IMU naturalmente deve essere versata, perché sono un sindaco che cerco di essere ligio al dovere e cerco naturalmente anche di spiegare le situazioni che ci sono. Voglio dire due parole in più perché il telespettatore parla dell'IMU eccetera, mi dà anche modo di parlare anche di cos'è la fiera per i comuni in sé. Per il comune di Grisignano abbiamo capito che è qualcosa di importante, ma proprio perché nell'interesse anche collettivo, no? di far comprendere anche le peculiarità che ogni territorio ha. Abbiamo già dall'anno scorso, da quando siamo entrati anche in amministrazione, quindi una storia che è iniziata già nel 2009, abbiamo cercato di essere vetrina anche per altri enti. E abbiamo fin da subito ad esempio coinvolto la provincia e la regione, che ringrazio non solo per il patrocinio, ma perché ogni anno ci hanno assistito, voglio dire, con un proprio stand anche all'interno della mostra espositiva. Stiamo parlando della provincia di Vicenza. Provincia di Vicenza, sì, e Regione Veneto. E in particolare questa idea ci ha fatto sì che
parlando con altri sindaci, perché è ovvio che si condividono con gli altri sindaci le tante problematiche dei nostri territori, abbiamo detto: ma perché la Fiera del Soco non può rappresentare anche una vetrina per gli altri comuni, per le attività, per l'economia, per tanto altro? E così abbiamo messo insieme tutta una serie di comuni, hanno aderito mi pare già una decina di comuni, che con un proprio stand all'interno della mostra espositiva rappresentano le peculiarità del proprio territorio, le iniziative che sono nel territorio, in modo tale che il visitatore della Fiera di Grisignano possa comprendere che a Pozzoleone, piuttosto che a Bressanvido, piuttosto che in qualche altro comune che ci ha dato l'adesione, ci sono delle manifestazioni particolari. Già l'anno scorso, ripeto, questo tipo di iniziativa ha fatto sì che in alcune manifestazioni avvenute nei tempi successivi in questi comuni siano state veramente di interesse particolare e significativo, direi, anche per il numero di presenze. Quindi siamo orgogliosi anche di lanciare questo tipo di messaggio a favore degli altri. No, perché effettivamente, come lei aveva esordito, che adesso è arrivato un altro messaggio che diceva almeno una volta tanto che non si parla di cose tragiche, visto che siamo circondati, ma di qualcosa di molto bello, di entusiasmante. Ed effettivamente questo è molto importante, perché forse avere delle voci positive che danno anche un risultato in positivo, come giustamente lei sottolineava, possono essere da volano per essere catena per altri. Io ritengo che la comunicazione sia importantissima, perché se noi leggiamo i giornali ogni giorno e vediamo solo la televisione, vediamo solo disgrazie. Infatti. Allora venite alla Fiera del Soco e vi facciamo divertire, facciamo passare qualche momento un po' diverso, ma soprattutto almeno bisogna tirarsi sullo spirito, perché è importante essere positivi, quindi si affrontano meglio le cose, non che i problemi se ne vanno, ma però si affrontano diversamente, si affrontano in maniera diversa, per cui è importante avere una carica anche positiva. Questo senza dubbio. Cos'altro c'era da dire, che l'avevo interrotta prima? No, volevo dire a proposito del fatto che c'è di tutto alla Fiera del Soco, a proposito del divertimento, ci sono delle situazioni che effettivamente si vedono in questa fiera che fanno sbellicare dalle risate. Ci sono di quei personaggi che ormai sono famosi, che sappiamo che vengono tutti gli anni alla fiera. C'è un commerciante che lo chiamano Bionda, che ha i capelli lunghi, con un calessino piccolino, con un mulo, che fa fare il giro a dei bambini. Abbiamo il signore con il baffo lungo 1 metro che sappiamo che è sempre presente. No, veramente, non solo per le bancarelle, che sono bellissime, importantissime, ma anche per i personaggi che girano intorno alla fiera. Vale la pena venire, vale assolutamente la pena venire. Lo Stato e Napolitano vengono, magari comprano qualcosa per Roma. Lo Stato, naturalmente, l'organizzazione dello Stato naturalmente ha le varie, voglio dire... Lo Stato, si diceva prima, che sta prendendo provvedimenti che sono contro quelle che sono le logiche del territorio. Vediamo un po' di spiegare cosa... Proprio così, perché noi pensiamo che all'organizzazione, come ho detto, abbiamo una società dedicata, una società di capitali, una SRL, partecipata tutta dal Comune. Ma gli ultimi provvedimenti legislativi, che risalgono peraltro non a questo governo, perché questo governo ha ereditato tutta una situazione, voglio dire, che viene da lontano, per cui però non stanno mettendo mano ad esempio alla situazione delle società che gestiscono i servizi a favore dei comuni, o meglio noi saremmo nell'ipotesi in cui siamo costretti a mettere in liquidazione la società, perché o apriamo il capitale al privato, oppure dobbiamo liquidarla, oppure dobbiamo costituire una proloco, insomma tutta una serie di questioni legate a norme che in qualche modo ti viene, tra virgolette, dico il nervoso, vedere che quando le cose vanno bene devi disfare anche quelle che vanno bene, e questo non funziona, quindi siamo entusiasti ogni anno di venire alla Fiera del Soco da Udine, anche se qui non è molto conosciuta, bravi, quindi anche da altre regioni, friulane. Ecco, questo telespettatore mi dà un'ulteriore opportunità. Abbiamo instaurato questo rapporto anche con le TV locali, eccetera, perché la fiera deve essere conosciuta. Noi siamo uno strumento che è di interesse non solo per Grisignano, ma per le TV, per tutti gli operatori economici che vengono, per quante persone poi potranno conoscere la fiera e vengono a Grisignano, per quante persone noi potremmo conoscere Grisignano e allacciare rapporti di amicizia. L'anno scorso, ad esempio, proprio grazie al discorso dei cavalli, iniziativa peraltro molto bella, ma abbiamo conosciuto anche degli operatori della Maremma che abbiamo visitato qualche mese fa,
e che sono disposti a venire a Grisignano per far vedere i propri prodotti, e sono operatori addirittura. Sono stato al comune di Montalto di Castro, che è conosciuto per la centrale, voglio dire, nucleare, ma in realtà c'è tutta una serie di operatori là, c'è il parco archeologico di Vulci, ad esempio, sì, che non è molto conosciuto, che io ho avuto piacere di visitare. Quindi ci sono degli scambi. Che è bellissimo, per cui c'è anche un aspetto culturale che passa il confine regionale, ed è questo l'aspetto più importante. Quindi questi strumenti di comunicazione sono importantissimi, perché è attraverso queste sinergie che si può crescere, insomma. No, assolutamente. Poi tra l'altro, se teniamo conto che tutto sommato è vicina al bacino veneziano e termale, perché per lo straniero tutto sommato è vicino, dove afferiscono moltissimi turisti, potrebbe essere anche un'idea di allungamento per quanti sono in un periodo di soggiorno turistico, voi alle terme, voi a Venezia, eccetera, per andarla a visitare. A un certo tipo di turista piace tantissimo la fiera, le cercano proprio col lumicino i tedeschi, per esempio, no? Avete anche avuto questo tipo di indotto, oppure ancora non è stata intaccata questa area? Diciamo che a livello extra italiano facciamo ancora un po' fatica a decollare, però c'è da ricordare che nello stesso periodo c'è anche la Fiera dell'Oro di Vicenza, e questo aiuta molto. Arriva anche qualche turista da fuori regione che poi della fiera non può non parlare quando torna a casa. E io ho amici di Bologna che sono venuti, che l'anno dopo hanno portato le famiglie, e abbiamo comunque operatori che arrivano dal Friuli, abbiamo operatori che arrivano dall'Emilia Romagna, e la fiera comincia ad ingrandirsi. E questo è molto importante. Pubblicità, parliamo ancora di questo, vediamo di trarre le conclusioni e tra pochissimo. Allora, sono arrivati diversi messaggi, adesso vediamo anche di metterli in onda. Discorso prezzi, il costo che devono sostenere ovviamente gli organizzatori, chi partecipa, però ovviamente a volte viene un po' lamentato dai nostri telespettatori: se si deve venire in fiera per guardare, meglio stare a casa, quest'anno Sky zero. Che cosa possiamo dire a riguardo? Noi siamo aperti anche a quelli che vengono per guardare. Io penso che sia importante anche conoscere e capire gli operatori cosa espongono, cosa vendono, e se avete problemi di prezzi con gli operatori parlatene, capite il perché. Cioè si può trattare tutto sommato. Secondo me magari non trattare, ma capire il perché dietro un prodotto dove magari ci hanno lavorato 2 giornate intere, c'è quel prezzo. Perché stiamo parlando di artigianato. Stiamo parlando di artigianato, stiamo parlando di commercianti, ma parliamo anche di stand gastronomici, dove l'impegno per lo stand gastronomico non è da poco. Che tipo di stand gastronomici? I stand gastronomici, ora io parlo dello stand gastronomico, sono le cosiddette baracche, che sono quelle sostenute dalle associazioni, dove si mangia la costicina, la salsiccia, il galletto, e le portate c'è di tutto anche per quanto riguarda le portate, ma gli operatori sono lì dalle 5 di mattina per poter cucinare il pranzo di mezzogiorno, finiscono alle 2-3 di notte, e non è un lavoro semplice, È un bel impegno. E poi invece per quanto riguarda un po' la gestione, il controllo di tutto questo sistema, eccetera, allora vediamo cosa arriva questo messaggio: non spendo soldi proprio, il minimo, quello che non posso fare, almeno non chiedo fatture e scontrini. Questo è un altro problema, nel senso che... No, noi teniamo che la fiera sia anche l'esempio, tra virgolette, del rispetto delle regole, perché io ritengo che la libertà non significa fare quello che... Quindi devono rilasciare scontrini e fatture. Ma significa rispetto delle regole. E quindi da questo punto di vista la macchina organizzativa che mette in moto il Comune, che è legata proprio anche all'aspetto della sicurezza, non solo della viabilità, ma la sicurezza delle persone, l'incolumità delle persone che viene in fiera, e anche del rispetto di quelle che sono in generale le regole che vigono nel mercato. Noi riuniamo sempre tutte le forze dell'ordine, che vanno quindi dalla Polizia Municipale alla Questura, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, perché c'è un'attività di intelligence che viene fatta per garantire incolumità, ma per garantire anche il rispetto del comportamento di operatori che vengono, per cui voglio dire che poi qualcuno possa fare il furbo, magari sta nella realtà, voglio dire.
però ecco, da questo punto di vista la macchina organizzativa si preoccupa anche di coordinare questo tipo di servizio, insomma. Ecco, certo, ecco, siccome parlavamo di attività produttive, nell'occasione della manifestazione si spostano e vendono nel territorio con questa apertura di questi stand, eccetera. Sì. Ma allo stato attuale, il sistema fiscale che lei riscontra sia come professionista che come amministratore del comune, come lo vede? Ma è un sistema fiscale pesantissimo per quanto riguarda gli operatori economici e parlo degli imprenditori. Noi abbiamo un livello di tassazione veramente, tra virgolette, esagerato, voglio dire, no? Che quindi può dare addito a fare il furbo, perché quando la pressione è troppo alta, voglio dire, qualche volta si fa di necessità magari il fattore di poter scappare, chiamiamola così, però da questo punto di vista voglio dire, credo che gli operatori è giusto che si lamentino a livello centrale. Oggi siamo in una situazione tra virgolette di debacle economico-finanziaria dove viene richiamato al senso di responsabilità di ognuno fare il proprio dovere, quindi da questo punto di vista io appello sempre alla coscienza personale della persona stessa per poter fare tutto quello che è possibile, perché io dico sempre che noi siamo tra virgolette tante volte in uno stato di pretese e non in uno stato di diritti, no? Perché pretendiamo sempre che gli altri facciano, ma prima di chiedere, quando viene qualche mio concittadino e dico ma ti sei mai chiesto effettivamente tutto quello che potevi fare tu per evitare questo o per fare qualcosa di diverso? Perché anche questo è un modo di educare. Io credo che il sindaco può farsi la strada, la rotatoria, il municipio nuovo, ma deve anche cercare di stimolare questa cultura civica che in qualche modo avevamo tra virgolette un po' abbandonato. Siamo tutti, così messi male a livello Poi ecco, invece per quanto riguarda la realtà fiscale delle associazioni, invece la questione è un po' diversa e dico che lì le associazioni hanno delle norme agevolative perché voglio dire, hanno una legge speciale alla quale possono optare e quindi voglio dire il fatto di poter dichiarare come reddito imponibile il 3% dei ricavi che incassano, certo non detraggono tutte le spese, quindi il riferimento è soltanto al ricavo e non, voglio dire, no, l'imprenditore è abituato a fare ricavi meno costi per determinare il reddito, è un discorso diverso. Mentre queste associazioni hanno un discorso diverso e anche un'agevolazione per quanto riguarda l'IVA. Quindi le associazioni da un lato sono avvantaggiate, ma è giusto che lo siano per il valore sociale che rappresentano. Diversamente gli operatori economici, pur comprendendo questo significativo momento, ma ecco, il senso di responsabilità deve essere grande. Devono farlo scaturire. Torniamo alla nostra manifestazione, cos'altro possiamo raccontare? Possiamo raccontare che noi aspettiamo tutti i visitatori possibili e immaginabili. Ricordo che le date sono dal 7 al 13, non vorrei che andando avanti con l'intervista ci dimentichiamo anche di questo. È settembre, comunque attenzione, manca c'è tanto. Tempo, però è importante che chi vuole venire alla fiera come operatore si presenti. Perché c'è ancora possibilità. Abbiamo dei giovani anche questa settimana qua che si sono presentati perché vogliono aprire il loro baretto alla fiera, e degli altri che vengono che chiedono ma c'è la pizza in quell'area perché vogliamo portare la pizza. Quindi ci sono proprio dei suggerimenti? Cioè, è incredibile perché se non c'è qualcosa qualcuno la inventa. Cioè, alla fiera c'è veramente di tutto. Noi aspettiamo tutti gli operatori che hanno anche qualche idea, qualche voglia di fare. Ecco, queste sono le immagini dell'evento dello scorso edizione, se non sbaglio, per cui le date sono relative all'anno scorso, che era dal 9, quindi c'è dal 7 al 13 abbiamo detto, se non sbaglio, no? E quindi qui c'è l'illustrazione con le modalità con cui arrivare, le strategie da adottare. Grisignano fortunatamente da un punto di vista logistico, no, si trova in una situazione molto favorevole perché all'uscita dell'autostrada, quindi fuori dal casello autostrada uno trova già 2 ampi parcheggi dove poter quindi là può fermare la macchina e basta, si muove a piedi. Chi viene in treno è a 800 metri dalla fiera, quindi può venire in treno e venire in fiera. Chi arriva con il pullman, abbiamo la linea Vicenza-Padova che collega Grisignano ogni 25-30 minuti. Siamo molto baricentrici, anche baricentro proprio veneto, che questo per è cui importante. questo è altrettanto importante, che ci dà proprio come via di comunicazione importante. Insomma. Però volevo chiederle, allacciando un po' questo discorso, vedevo anche le immagini prima, antiche arti e mestieri, i figuranti, gruppi folcloristici, eccetera, ci sono anche questi? Quindi. Sì, abbiamo un'area che è dedicata, lo borgo dello Soco, che è dedicata al Medioevo, dove
grazie a... Sempre all'interno della fiera, vicino alla zona oro, lungo un bellissimo argine del fiume che passa per Grisignano. Lì viene allestito una sorta di città medievale con bancarelle medievali, con operatori a cavallo medievali. E altra cosa è nella zona So Country le tradizioni dell'epoca contadina e commerciale dei nostri nonni praticamente, e lì possiamo trovare l'operatore che batte il ferro e fa una rosellina, l'operatore che vende ancora i zoccoli di legno che ormai non si trovano in nessun calzaturificio, e oltre al fatto della possibilità di trovare animali e soprattutto i gusti e i sapori e gli odori di una volta, cosa che ormai se vai in un ristorante purtroppo non li trovi più. C'è una fiera come la Fiera del Soco, appena entri in fiera senti proprio il profumo e i sapori di quel tempo. Quindi bandita la piadina. No, c'è anche la piadina, c'è spazio per tutto, però sappiamo che ci sono anche quei profumi che non ci possono ricordano. mancare. Baccalà c'è, è zona... Baccalà c'è, come? Soprattutto al lunedì mattina. Lunedì mattina dalle 8:30 alle 9 di mattina c'è chi va a mangiare il baccalà. E la trippa, il baccalà e la trippa. E la trippa? Come mai la trippa? La trippa è una tradizione della cultura veneta, no? Perché la trippa è una parte, voglio dire... Rilevante. Sì, rilevante, ma scarsa del maiale, certo, di per sé, no? Perché è quella che ha meno valore. Però la tradizione contadina, naturalmente la trippa era qualcosa di... E viene quindi recuperata. Assolutamente Baccalà sì, e soprattutto e la trippa si mangiava una volta, mi ricordo anch'io perché vengo da famiglie contadine, si mangiava, i nonni, gli zii che lavoravano la campagna e accudivano i bestiame fino al mattino presto, per rientrare alle 7 del mattino erano abituati a fare colazione con un po' di trippa. E quindi in questo senso la tradizione agricola in fiera poi si tramuta proprio anche dalla parte gastronomica, dove c'è questo piatto tipico ancora al mattino alle 7. Risveglia il metabolismo, diciamo, con una carica non è di per tutti, proteine. neanche io riesco più a mangiarla alle 7, però alle 9 vado ad assaggiarla. Se non altro è doveroso. Benissimo, siamo giunti al termine. Grazie al signor Sindaco, grazie al nostro organizzatore, naturalmente a tutti coloro che collaborano. Appuntamento 7 e 13 settembre, ma ne parleremo ancora insieme. Grazie, arrivederci, buon fine settimana.